E se vi dicessi che la casa di Casanova non esiste? Allora Alberto, raccontaci un po' la storia di Giacomo Casanova. Allora, per la storia rimandiamo a più video, ma è vero che qui a San Samuele Casanova nacque. Noi non sappiamo dove abitò, ebbe 1000 case probabilmente durante tutta la sua esistenza. Sappiamo che è nato in una casa qui dietro a Palazzo Malipiero e che la zona di San Samuele e la chiesa di San Samuele, dove i suoi genitori si sposarono, dove lui fu battezzato, è una zona che lo riguarda da vicino. Ma è vera sta storia che lui voleva fare il prete? Allora, sì, non è che lui voleva fare il prete, la mamma, Giovanna Farussi, voleva che lui diventasse sacerdote perché aveva fatto un voto, lui era un bambino un po' malaticcio, aveva fatto un voto che se fosse sopravvissuto sarebbe diventato un sacerdote. Quindi da prete a donnaiolo il passo è stato molto breve? Lui si convince presto, a 16 anni, è un chierico, tiene la sua prima predica proprio dal pulpito di San Samuele, ma le cose precipitano quando deve tenere la seconda.